Ciao a tutti, sono Ernestina dalla Corteluccio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, storie di migrazioni bellunesi in America e non solo. Oggi conosceremo una storia dal Brasile, questo gigante del Sud America che conta con alcune delle spiagge più belle al mondo e una foresta verde, profonda e tutta da scoprire, l'Amazzonia. È il quinto paese più grande al mondo e ha una varietà ricchissima di fauna e flora. All'inizio del secolo scorso, milioni di italiani partirono per il Brasile, essendo quasi la metà di loro del nord Italia, particolarmente del Veneto. Oggi sono una delle comunità di italiani all'estero più grandi al mondo. In questa occasione, oggi ci racconta un po' la sua storia di migrazione e anche un po' quella del Brasile, Yuri Piccoli Hens, giovane italo-brasiliano. Ciao Yuri, come stai? Ciao Ernestina, tutto benissimo qui in Brasile, tutto a posto, e stesso che siamo all'inverno, un bel caldo, si vede che sono maglietta, sta tutto benissimo, molto Ecco, tranquillo, una bellissima giornata di sole, al momento guardo c'è il fiore del giardino che li guardo di qua, un bel profumo e io che bevo il mio cimarrone, allora sto benissimo. stupendo, siamo collegati perché anche io qua il mio mate e tu ci marrà. Io ho freddo oggi, qua a Buenos Aires fa freddo, non c'è tanto il sole già, ma guarda, stupendo. Facciamo un brindisi. Ecco, auguri! Ecco, bravo. Non Bene, alziamo i Yuri. bicchieri, alziamo il tè, il cimarrone, il mate. Ecco, mate ci marrà. Brasile e Argentina collegati col mate. È l'erba mate. Stupendo. Yuri, perché per chi non ti conosce, non so, presentati, di qualcosa su di te, cosa fai di bello nella vita? Bene, Ernestina. Per quello che ti hai sentito nominarmi, uno che ha il nome russo, un cognome italiano e un altro cognome tedesco, vuol dire chi è quello lì? Allora, come tutti noi al sud di Brasile, pure credo che in Argentina, non è che siamo solo i discendenti di italiano, c'è quelli che sono solo i discendenti di italiano. Io ho una percentuale di sangue tedesco, un percentuale di sangue italiano e non so se io credo che a mio papà è piaciuto tanto il nome Yuri, che è un nome russo che se tradotto vuol dire Giorgio. Allora, sono Guarda, io. ecco, Sono Giorgio, laureato. non lo sapevo, molto interessante quello. Bene, Yuri, Giorgio, non so, parlaci adesso un po', per favore, dei tuoi origini bellunesi. Da dove che sono partiti i tuoi antenati? Perfetto. La mia famiglia, la famiglia dei miei, non solo la famiglia della mia mamma, però tanti d'intorno, tanti conosciuti sono partiti dalla regione di Belluno a Lamont. Lamont che è il mio secondo posto nel mondo. Io, secondo me, io abito nel piccolo paese di Iomerì, qui a Santa Catarina, un paese di 3.000 abitanti, circa 3.000 abitanti. Eh, e siamo in una situazione molto simile, perché a Ramon c'è pure circa 3.000 abitanti, Guarda. eh, molto simile, molto simile. Ti posso dire, Ernestina, che quando sono stato a Lamont 2 anni fa, quando sono arrivato davanti alla chiesa di Lamont, che la nostra chiesa di Omeria è uguale a quella di Lamont, quando sono arrivato davanti, guardato la chiesa, alle 17 e pochi alla sera, guardavo quello, mi ha messo a piangere perché sembrava di essere a casa a 11.000 chilometri lontano di casa. Ah, che Allora, per emozione! me quello è stato una roba meravigliosa. E rispetto di questo, la famiglia è venuta all'inizio degli anni 40 perché si doveva fare la costruzione della chiesa, è arrivata qui e è restata qui in Brasile, ha costruito la sua vita in Brasile. Io sono qui adesso, tutto Ecco, quello sono arrivato in questo stupendo. momento. Ma conosci per caso il motivo per il quale hanno emigrato o era per un'opportunità di lavoro solo per costruire la chiesa? Guarda Ernestina, quando si parla al rispetto dell'immigrazione non è che si può dire che è stato tutto per rosy fiori e perché venivano a vedere le belle spiagge di Brasile, no. È perché la situazione in Italia era molto difficile, avevano la fame, mancavano il cibo, avevano il freddo e non aveva come fare il fuoco per si riscaldare. Allora venivano, lasciavano tutti i suoi, lasciavano tutti per arrivare in un posto dove non aveva niente, niente assoluto. Allora non era facile e non è come oggi che prendiamo il WhatsApp e facciamo una chiamata e subito al momento si parla con la mamma, col papà, con la zia, con la sorella, niente.
In quel momento si lasciava un figlio, si lasciava le sorelle, si lasciava la mamma e non si vedevano più nella vita. Qualche volta neanche le lettere si arrivava, perché Sì, arrivavano in veramente. un posto dove non aveva niente. Qui, nel posto dove abito io, 100 anni fa non aveva niente, era tutto chiuso di verde e E basta. loro sapevano che andavano lì a Yomeré? Sapevano qualcosa del posto del Brasile? O com'era il Guarda, posto che hanno trovato? si può dire Dalla così, Mon a lì, geograficamente per esempio, il clima. per ti spiegare bene, l'emigrazione italiana in Brasile è cominciata tanti anni prima di questi ultimi di anni 40-50. L'emigrazione dall'inizio del 1900 alla fine del 1800 è cominciata la immigrazione italiana in Brasile. In quel momento andavano tanti a San Paolo per fare piantare caffè, eppure al sud di Brasile, a Rio Grande do Sul, che fa il confine con l'Argentina. Mhm. Quindi lì erano arrivati tantissimi. Però dopo, stesso sempre con la situazione della fame, partivano d'Italia e come accordo economico tra Brasile e Italia, in quel momento quelli che venivano guadagnavano un pezzo di terra in quel posto, pensiamo a Iomerè, eppure un aiuto dal governo rispetto dei soldi che si guadagnava per aiutare in questo inizio, in questo Mhm. momento della partenza, si può dire. Sì. Però sto soldi non è mai arrivato, eh. No, come mai? Soldi non è mai arrivato. Arrivavano qui in mezzo a niente, allora dovevano tagliare gli alberi grossi per fare la casa e per cominciare la vita. Quello che quelle persone hanno sofferto non riesco a immaginare, non sono capace di pensare cosa È come non stata, aveva la depressione in quel momento, perché secondo me era una roba molto difficile. Ho certamente, no. parlato tanto con persone che partivano, mi ricordo di una grande storia di una signora che si chiamava Rosa e che è Mhm. venuta col suo marito, arrivava, il marito è venuto prima Bellunese lei, e per caso? sì, bellunese, Dalamon. Era la signora del signor Angelo Corso. Il signor Angelo Corso è venuto prima, poi chiamato la moglie di venire, quando è andato a prendere la moglie, il treno in mezzo al bosco che non si vedeva niente, altro che bosco. Tutto verde, tutto chiuso, senza una costruzione, tutta costruzione fatta in legno molto semplice. A un bel momento la signora Rosa ha cominciato a piangere. E il signore Angelo, poi in tanto tempo, gli ha chiesto: ma perché piangi? Lei ha preso con la mano, ha tirato le lacrime e ha detto: beh, sono meravigliata da quei belli boschi. Non è che era meravigliata da quei belli boschi, era completamente persa. Cosa Oh, sono? In mi mezzo a dispiace, niente sì, 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 ti assoluto. capisco. Yomerè, Allora, arrivava a Yomerè in quel momento? sì, La arrivavano a signora? Iomerè e d'intorno a Iomerè. Mhm. Persone che sono arrivate a Iomerè, ti spiego un po' meglio. Allora, questo signore Angelo Corso è venuto in un paese vicino a qui che si chiama Pignero Preto, poi è venuto a Iomerè. Quando è arrivato a Iomerè, i preti volevano fare la costruzione della nuova chiesa, perché Mhm. avevamo la chiesa piccolina fatta in legno e beh. Come sto signore Corso sapeva della situazione dei suoi nell'Italia, dei suoi amici in Italia, ha detto ai preti: guarda, ho quelli che possono fare la costruzione della chiesa. Se mi lasciano, faccio una lettera e spedisco in Italia, voi devono firmare, invito i muratori, gli artigiani, i falegnami, tutto quello che serve per fare la costruzione della chiesa. Va bene Mhm. per voi? Sì, sì, va bene per noi, va benissimo. Allora gli hanno fatto sta lettera, spedita in Italia e sono venuti questi muratori per fare la chiesa. Stava per finire la costruzione della chiesa Duomo a Lamon, della Sacro Cuore di Lamon. Erano Mm. stessi muratori, stessi artigiani, stessi falegnami che facevano quel lavoro là e che sono venuti qui. Quando sono arrivati qui, hanno trovato come geografia molto simile a Lamon. Siamo un posti belli montagne, siamo una conca verde che di là si vede l'orizzonte, si vede il sole che va via, è bellissimo, un bel posto. Io Ah sono sì, molto certamente. appassionato. Allora si hanno messo, con questa situazione pensato: bene, allora facciamo la chiesa uguale alla chiesa di Lamont. E Mhm. cominciato a fare, dal 1948 al 1953, hanno fatto la costruzione della nostra chiesa qui di Omerè. E tanti sono restati qui, poi c'è quelli che sono partiti, ma insomma,
questo momento dell'emigrazione di questo popolo di Belluno drittamente in questa zona è venuto per la costruzione della chiesa, Ma che perché interessante. volevano scappare dalla fame e delle situazioni difficili d'Italia. E si può dire che tanto sono riusciti a fare la vita di una maniera bella in Brasile, E sai? come si è svolta dopo la migrazione bellunese lì a Iomerè in quel posto, dopo l'arrivo di queste persone? Sono rimasti tanti, pochi, hanno trovato lavoro poi della costruzione della chiesa? Com'è andata? Guarda, avevamo ancora qui una signora, la signora Luigia Corso, che è venuta, ha 98 anni, non è che sta molto bene, però è ancora viva e sta ancora qui. Ah, stupendo. È nata a Lamon, è venuta di Lamon con pochi anni e qualche volta vado a fare la visita. E quelli che son venuti qui, tanti non sono più qua con noi, sono già andati su. Immagino. Però quelli che sono partiti di Omerè, che sono andato a San Paolo, che sono andato agli altri posti o qui dintorno, tutti una volta o due all'anno ritornano a Omerè perché hanno fatto le sue radici in una Ma maniera molto stupendo. profonda qui con noi. È Allora, incredibile. Omerè pure si è sviluppato molto in questo periodo. Omerè era un piccolissimo paese in quel momento, Mhm. non è che era neanche un paese, era una comune di un paese vicino, è diventato Mm. una comune 25 anni fa, Omerè. Allora è un posto giovane. Eh E sì, con queste storie della Chiesa, ti ricordi quanti abitanti ci sono più o meno oggi a Iomerè? oggi 3.000 abitanti. Oggi 3.000 Scusa, quanto? abitanti, 3.000 abitanti. Ah, bene, bene, sì, bello. Gli Siamo molto italiani di oggi, simili a... dimmi, dimmi. E io e te parlando non si sa chi riesce a parlare di più. Siamo due chiacchieroni, ma dai, ma c'è tanta storia interessante da raccontare, che figurati, viene fuori solo l'interesse. Dimmi un po' adesso che attività svolgevano gli italiani lì quando era finita già la costruzione della chiesa. Bene, sempre con l'agricoltura. L'agricoltura nella nostra Mhm. zona, perché quando sono arrivati quelli italiani qui, volevano soprattutto vincere. Avevano la voglia di fare qualcosa, perché erano partiti d'Italia e avevano fame e voglia di vincere. Allora, Sì. lavoravano dal momento che aveva la luce fino al momento che aveva la luce, tutti i giorni. Ti credo, sì. Allora, piantavano, facevano allevamenti di galline, di maiale, insomma, di quello che aveva la Avevano possibilità. portato fagioli di Lamon, per caso? No, i fagioli di Lamon, secondo si sa oggi, i fagioli di Lamon sono partito di America e andato in Italia. Adesso hanno fatto la strada inversa, sono venuti da noi. Però la Hai pecora visto? sì, la pecora li abbiamo qui. Ah, La guarda, pecora li abbiamo stupendo, ma qui. che interessante, sinceramente. Guarda che bel legame, no? Ma dai, Sì, sì, certamente. e si può, io mi ricordo tantissimo, ogni volta diventa un po' meno, e questo che vogliamo fermare con la nostra associazione, con la famiglia Veronesi di Omerè. Parlami adesso un po' della famiglia bellunese. Senti, Cos'è quel rumore? questo orologio è un orologio che sono un quarto d'ora. Questo orologio è venuto da Lamon insieme al signore Angelo Corso e oggi è qui nella casa mia. Ma che stupendo! E poi vedrai che quando fa, adesso sono 19 e un quarto, alle 19 e due quarti lo sentirà di nuovo. Oh sì, ma stupendo. Un Com'è che bell'orologio l'hanno meccanico. portato? In quel momento si prendevano quelli attrezzi che avevano era più prezioso per loro e li tenevano praticamente all'interno nella nave quando venivano. Quello è stato uno di quello che è venuto in sicurezza. Poi è da 10 anni chi è qui con me, che è venuto, mi Incredibile. hanno regalato e lo tengo qui. Quindi quel orologio suonava quella bella canzone lì a Lamon. Lì, sì, sì, quando Ma partito di stupendo! Lamon era. E che canzone è? La conosci? Sì, questa è, per spiegarti bene, se qualcuno va a Londra, non al momento, perché a Londra è fermo il Big Bang. Il mio ancora... è Ma la sei stessa... l'unico che ha il Big Bang, guarda. A casa Sì, sì, tua suona il Big Bang, non a Londra. a Londra non suona più. È la stessa canzone che suona il Big Bang. Ma Questa è, stupendo. un pezzo di un'opera, dell'opera O Messia di Handel, che sono ogni quarto d'ora, poi alla ora piena lo suona la musica completa e poi il numero di ore.
Ma stupendo, ma che bello, che bella storia. E per me è incredibile sapere che quella canzone, beh, quell'orologio suonava alla Mon e oggi suona lì a Yumerè. Incredibile, Sì. sinceramente mi emoziona. Guarda, stavi parlando poco fa della famiglia bellunese di Yumerè. Perché non ci racconti, per quelli che stanno sentendo, come avete deciso di creare questa famiglia? Dove e quando è nata? Raccontaci un po' della famiglia. Perfetto, guarda Ernestina, io parlare a questo rispetto per me è molto facile perché era un sogno di una vita. Era un sogno di una vita è arrivare e fare sto collegamento, firmare questa amicizia tra Iomerè e Lamont. 3 anni fa ero in Italia e andato a Lamont, ho portato la bandiera di Iomerè, ho trovato la sindaca Ornella, ho trovato la sindaca di Lamont, ho trovato il presidente dei Bellunesi nel mondo, Oscar De Bona, che devo salutare in questo momento, che è Anche noi salutiamo, un bravo Oscar. gigante, quello non sta nello stesso livello di tutti noi, lui è un livello superiore e basta. È grande, grande, lavora tanto, Allora, sì, sì. è in gamba. Beh, allora li ho trovato e ho raccontato un po' di questa storia Mhm. che ho contato qui, che ho raccontato da te adesso, delle storie di quelli che sono venuti a Iomerì a costruire la chiesa e tutte quelle storie lì. E Oscar mi ha detto, dai, dobbiamo raccontare questo alla comunità. In quel giorno aveva in una frazione di Lamont, nella frazione di Arina, una messa che era fatta per una festa per gli ex emigranti della frazione di Arina. E vai, vado pure io, sono qui. Ma all'interno della chiesa Oscar mi ha chiesto, oh, vieni qui Yuri, racconta questa storia. Ma che sta facendo? Io non è che riesco a parlare italiano così. È arrivato là, prima di tutto ho chiesto scusa per i sbagli che sicuramente li facevo parlare italiano. E ti chiedo scusa pure adesso perché il mio italiano non è No, così parli tuo, eh. benissimo, ti sento bene. Allora, raccontato questa storia, in quel momento all'interno della chiesa aveva 5, 6 o 7 signore che hanno cominciato a piangere. Mi ha detto, ma guarda che il mio fratello era andato di là, il mio zio era là, non so chi era di là. Da quel momento in poi, Ernestina, io credo di aver contato questa storia una cinquantina di volte perché uno mi chiedeva, un altro mi chiedeva. Ho preso il cellulare, ho fatto la fotografia, metà con la chiesa di Lamont, metà con la chiesa di Omerè, perché tutto mi chiedevano, allora Che tocca fare bello. vedere. Dopo di quello, Oscar mi ha detto, guarda che va bene fare cioè, chiediamo la famiglia Bellunesi e Omerè e firmiamo immediatamente un patto amicizia tra Lamont e Omerè. E ho detto, beh, per me stava parlando russo, non italiano. Io dovevo pensare come fare, ho preso il computer, ho fatto qualcosa, un inizio di un patto di amicizia, Mhm. ho chiamato il sindaco di Omerè, Luciano Paganini, che è bravissimo, e gli ho chiesto, vedi, la situazione è andata così, qua là, non so che, allora mi fammi il tuo rappresentante ufficiale qui, che io ti posso aiutare in questo. Allora mi hai fatto, firmato il patto amicizia, sono tornato in Brasile e 2 o 3 mesi era creata la famiglia Bellunesi di Omerè, Bene. una squadra direttiva che secondo me se lascia per noi, per queste squadre direttive della famiglia Bellunesi di Omerè, la gestione di Brasile li facciamo diventare il primo mondo, sicuramente, perché è una squadra fantastica. Complimenti. Ha fatto un bellissimo lavoro e non è merito mio questo, è merito di una squadra Con quella e che grinta hai preso, bellunese, dai. sì, sì, hanno preso al cuore questo Oh, lavoro ma che e hanno fatto un stupendo. bellissimo momento e di quel momento in poi stiamo lavorando e dobbiamo stare alla Mo un mese fa, però sta maledizione di questo coronavirus ha Sì. bloccato il nostro viaggio. Speriamo che va tutto bene e andiamo a dicembre, al 12 dicembre dobbiamo essere alla Mo, Oh, però non stupendo. sappiamo ancora. Perché Speriamo bene. facciamo la firma di gemellaggio con la Mo e chi è Ecco, stato, si può dire, fatto tutto, aiutato moltissimo a tutto questo processo è stato l'Associazione Bellunesi nel Mondo, per intermedio sempre di Oscar De Bona, Marco Crepas, che è un altro il nostro grande, direttore, bravissimo anche, sì, 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 è una grande persona è tutto e il che ha team. aiutato tantissimo in queste cose. E io in questo periodo, io qualche volta penso che quando senti chiamare il telefono Marco o Oscar,
spegni il telefono, perché io sono uno che chiama continuamente per chiedere cosa posso fare, cosa posso non fare, insomma, sempre in attività. Però questo Sì, sì. periodo è un po' difficile qui per noi per trattare su queste cose, perché il coronavirus ha bloccato, hai tolto tanti movimenti nostri. Sì, anche qui, beh, in tutta Sud America che siamo ancora non nella peggior parte praticamente, dove speriamo che possa già migliorare, ma siamo ancora, non solo lì da voi in Diomerè, qui in Argentina siamo ancora in isolamento preventivo obbligatorio. Voi come state con quella cosa? Beh, da noi si può dire così, non è che stiamo male, Ernestina. A Iomerè abbiamo un caso confermato di coronavirus, uno. Allora, vuol dire, si deve parlare a sottovoce, però vuol dire niente. Però sappiamo che nel comune d'intorno c'è 100, 200, 300. Allora, No, mi dispiace. È complicata, ma stiamo, speriamo. questa situazione per noi è importante perché vuol dire che la comunità di Omerè Mhm. stanno rispettando questo isolamento. Ah, Quando si va al mercato si adopera le mascherine, quando si va in giro si va con le mascherine, si va fuori di casa solo per assolutamente necessario. Le situazioni di lavoro, come qua. Eh beh, sì, allora speriamo siamo possa uguali. passare. Sì, certamente. Giuri, raccontami adesso un po', beh, immagino che c'è tanta italianità lì a Iomerè e nei dintorni, ma particolarmente di quell'emigrazione bellunese, quanto oggigiorno vedi che sia rimasto, no? Qualche eredità culturale che tu puoi vedere nella vita quotidiana, non so, cibo, qualche frase o alcuna tradizione, canzone magari? Ernestina, noi siamo, io dico sempre, siamo molto felici perché avevamo ancora un legame fisico che è la Chiesa. La Chiesa è Sì. fisica, è la Chiesa di Lamon fatta qui. Allora, quando li guardo non si lascia dimenticare. Però, da noi, quando si chiede a qualcuno cosa ti piace più a mangiare, eh sì, la polenta. La polenta non si dimentica mai. Questo è in assoluto. Poi, il vino. Non c'è Italia, non c'è polenta e non c'è una volta che si va alla tavola che se non c'è un bel bicchiere di vino. E i balli per caso? Cosa? Le feste, i balli per Ah caso? sì, beh, tante canzoni. Io mi ricordo tantissimo che delle domeniche davanti alla chiesa si sente parlare in dialetto. Mhm. Allora, qualche volta il dialetto, guarda che ti butto fuori dalla finestra e guarda che sai quelle cose, verdi la finestra, guarda, queste sono sempre oppure uno che si va in giro, si fa male le mani e scanta baucchi, perché queste sono espressioni vecchissime che sono venute con noi. E Sì. io quando ero alla Mona una volta mi ha fatto male alla mano e scanta baucchi, mi ridevano perché ma dai, ma parla sto rispetto, Anche... conosci pure questa espressione? Sai, No, queste com'è? Cosa cose. significa? Cosa E significa? scanta baucchi uno che se fa male vuol dire, vai, che stronzo che si è fatto male le mani. Allora, scanta baucchi, è un bauco. E quando... Raccontami, tu sei, immagino, mi hai raccontato che sei tornato all'amore, hai potuto sentire quelle espressioni e anche... hai, hai mai tornato alla casa dei tuoi antenati? L'hai potuto trovare? C'era per caso? Sì, ho visto i posti dove erano lì, però le case qualche volta vanno giù, non è vero? Eh. Allora non esistevano più. Però è molto emozionante quando si arriva a un posto dove ti pensi, i miei sono già pestati qui, avevano una vita, aveva questo. Questo è Mhm. molto emozionante. Per me, quando sono arrivato davanti alla chiesa di Lamont, ho già detto io, alle 17 ore, alla fine di sera alle 17-18 ore, e che sentivo intorno, parlavano dialetto, vedevo la chiesa, vedevo la conformazione geografica. Mi ho messo a piangere, ero a casa io. Ah, che Allora, sentimento, per sì, sì. me, io sono una persona che si può dire molto emotiva. Io quando comincio a ragionare, a pensare su queste cose, non è difficile farmi vedere gli occhi pieni di acqua perché Ti credo. assolutamente. Yuri, qualche di quelle attività o tradizioni le fate ancora con la famiglia bellunese di Iomerè? Quale attività fate come Eh, famiglia? Ti posso dire così, molto importante, non so, c'è qualche parola che cambiano, però si fa il filò, che si va uno nella casa di altro alla sera e si fa due o tre chiacchiere, poi si beve il vino, poi si va.
le feste di chiesa che fanno le tavole lunghe, tutto insieme, che parlano, che poi si mettono a cantare e se cantano, cominciano a cantare va tutta la sera bevendo vino. Allora, sono queste tradizioni. Alfredo si facevano la trapunta fatta con la lana di pecora, che ne ho io una a letto ancora, Oh, perché tanto stupendo! tutto ne ho ancora la vecchia trapunta fatta di lana di pecora, perché mi va benissimo. Allora, È c'è tanto ancora. La nonna che fa il capello con di fatto a maniera paglia. manuale. Sì, 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 sì. Allora, tante Avete di queste presenza cose. di... Uno che quando si sta andando, oh Yuri, vieni qua che beviamo a ombra. Questo sentivo alla mo, sento che io me. È Allora, vuol incredibile, dire, sì, sì. siamo a Avete casa. qualche legame con le nuove generazioni? Avete un gruppo giovani? Cercate di coinvolgerli? La nostra famiglia Bellunesi di Omerè è essenzialmente composta dai giovani, il direttivo è giovane, sono tutte persone di 40 anni, Ah, 40, poco, un po' meno, stupendo. un po'. Allora per quello le cose hanno andato così bene, perché siamo persone, non è che le persone più vecchie non fanno, non è che questo, per l'amor di Dio, noi siamo qui perché riusciamo a guardare un po' più lontane perché siamo di sopra, riuscire a guardare quello che Mm. guardavano quelli che erano prima di noi. Allora io rispetto molto la generazione scorsa perché hanno fatto un grande lavoro. Eh sì, Secondo me, certamente. Ci hanno insegnato anche, come qua in tutte le parti del mondo, immagino, sono quelli che ci hanno inculcato questi valori del lavoro, della famiglia, della solidarietà, che è quello che penso che sinceramente dobbiamo portare avanti anche noi, queste nuove generazioni. Bene, Yuri, sinceramente è stato un piacere averti qui con noi. Vuoi già verso la fine inviare un saluto per tutti i bellunesi nel mondo? sicuramente Anche qualche parola in dialetto, se per caso parli? Beh, allora posso fare un salutone a tutti quelli che senti noi al momento, soprattutto al mio carissimo popolo di Lamont, che la mia casa al mondo è Iomeri, però la mia seconda casa al mondo è a Lamont, questo indiscutibilmente. Ecco, stupendo, bene. Yuri, grazie mille, ti ringrazio tantissimo e ci ritroveremo di nuovo sicuramente in un'altra puntata con altri amici brasiliani. Un saluto tutto speciale a te, ringrazio tantissimo l'opportunità di parlare un po' più della nostra cultura qui di Iomerei e di Beluno, che siamo una sola cultura, la verità, Ecco, e quando, certamente. si possa aiutare con qualcosa, se possiamo chiacchierare ancora, sono sempre a disposizione. Ecco, sarà stupendo, bene. E anche a voi, tutti i cari amici bellunesi nel mondo, vi invio un forte abbraccio qui, dalla fine del mondo, e arrivederci amici, vicini e lontani, mai soli. Ciao ciao! Ringraziamo Ignazio Dalla Corte Lucio per la musica e il montaggio.